vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo al 16° Gran Premio, mancano 4 gare alla fine, siamo proprio in compagnia del nostro caro Lewis Hamilton e quest'oggi ci dirigeremo in India pronti a gareggiare e a ottenere una fantastica posizione per migliorare la nostra posizione in classifica. Ci ritroviamo al secondo posto per quanto riguarda la classifica piloti, quindi abbiamo ottime opportunità per riuscire a scavalcare Sebastian Vettel che ricopre la prima posizione. Allora, Lewis Hamilton quest'oggi partirà dalla prima posizione proprio in India e sarà molto avvantaggiato, sicuramente riuscirà ad avvicinarsi molto alla terza e anche alla seconda posizione. Quindi vediamo un pochettino come giostrare questa situazione. Per quanto riguarda invece il campionato costruttori, ritroviamo la Williams al quarto posto e probabilmente ci rimarrà, dovrà assumere una situazione un po' difensiva poiché la Lotus si ritrova a circa 20 punti, quindi attenzione. Per quanto riguarda il circuito odierno, prima di catapultarci come al solito nei box Williams, daremo un'occhiata alle caratteristiche tecniche del circuito. Vediamo un po'. Circuito di Budd International Circuit, India. Vediamo un po'. Eccoci all'ultima curva del circuito internazionale Budd in attesa del giro di prova. Qui è importante mantenere una guida fluida. In questo punto il DRS e il KERS sono disponibili durante le qualifiche. I box sono alla tua destra, mentre a sinistra compaiono i cartelli che ti indicano quando frenare. Scala dalla settima alla seconda e non avere fretta di accelerare, perché se finisci sul cordolo in uscita puoi perdere la traiettoria. Ora sali verso la terza curva e non strafare o rischi di perdere il controllo del retrotreno in qualsiasi momento. Fai attenzione alla trazione in uscita e non toccare troppo il cordolo. Qui il DRS è nuovamente disponibile e il giorno della gara puoi usare questo tratto per superare eventuali avversari mentre ti lanci verso la quarta curva e il lungo rettilineo successivo. Ecco comparire il cartello dei 100 metri, scala in seconda e fai in modo di non bloccare le ruote anteriori, perché qui la pista si abbassa lungo la collinetta in direzione di un'insidiosa sezione, una doppia curva a sinistra, la quinta e la sesta. Scala le marce e fai attenzione alla velocità d'entrata a metà curva, perché puoi facilmente finire sull'erba a destra. Evita il cordolo a destra e a sinistra dell'ottava e della nona per non rischiare di perdere la traiettoria. Imbocca la decima curva ad alta velocità e mantieni lo slancio. Sentirai la forza di gravità che preme sul collo. Questa curva è impegnativa perché si restringe in uscita. Sposta la vettura di nuovo a destra prima della veloce serie di curve a sinistra e a destra, la 13ª e la 14ª. Ora segui la collinetta e al cartello dei 100 metri rallenta e ingrana la terza. La pista si abbassa e la monoposto tende ad andare in sottosterzo mentre scendi verso l'ultima curva. Frena e scala in seconda, ti aspetta una curva stretta. Sii paziente, aspetta che il retrotreno abbia piena trazione. Accelera, sfrutta il DRS e ancora il KERS ed ecco tagliato il traguardo. E benvenuti ragazzi all'interno dei nostri box Williams. Allora, come avete visto dalla nostra descrizione, il circuito di Nuova Delhi è particolarmente insidioso, veloce e sicuramente un circuito molto complicato. Allora, in questo circuito è necessario un assetto degno di nota e soprattutto un'abilità del pilota notevole per riuscire a portare a casa una quantità di punti necessaria per sconfiggere il nostro rivale, che purtroppo ha ottenuto la prima posizione. Hamilton primo, noi ci ritroviamo al nono posto. Ho affrontato la terza sessione di qualifica, come avete visto da Facebook, girando solo una volta e ottenendo un tempo discreto, e quindi i nostri pneumatici si ritrovano abbastanza integri, circa il 94% di integrità. Però abbiamo 15 giri da affrontare, al settimo giro imposteremo delle gomme dure e come al solito una strategia di carburante prudente. L'assetto è davvero molto interessante, l'ho sviluppato dopo tanto tempo, però il giorno in cui l'ho sviluppato ho avuto, come dire, una specie di lampo di genio. Date un'occhiata. Allora, un alettone diciamo di intermezzo tra i valori alti e bassi, quindi una sorta di aerodinamica media. Alettone 3-4. Per quanto riguarda la frenata, al solito mi trovo molto bene con un leggero sovrasterzo in frenata, anche se la distanza aumenta. Il bilanciamento è necessariamente più elevato per quanto riguarda la barra antirollio posteriore. Mi sono lanciato un po' di più sulla reattività dell'autovettura, però sicuramente le gomme posteriori si usureranno molto più rapidamente di quelle anteriori. Per quanto riguarda le sospensioni, invece ho utilizzato delle sospensioni più alte dal
suolo rispetto alla norma, perché il circuito, lo vedrete, nella curva 8, 9, anche 10 ci saranno tantissimi cordoli che verranno utilizzati per livellare molto il circuito, quindi verranno utilizzati come base d'appoggio dopo diverse curve e dopo diversi dislivelli. Vedrete, la rigidità è normale per evitare troppo consumo di gomme, la prima marcia è a 138 km/h e la settima a 326, la velocità massima è 319 km/h testati, quindi non andremo mai fuori giri, è tutto completamente testato. Per quanto riguarda il motore, la settima testata ci regalerà emozioni grandi fino al 94%, però nonostante tutto la miscela normale ed elevata sono pronte per essere utilizzate. Per quanto riguarda l'allineamento invece mi sono basato su una sorta di via di intermezzo nella campanatura, mentre per quanto riguarda poi l'angolo anteriore e posteriore sono lanciato più su una stabilità in più per quanto riguarda il rettilineo, in modo tale da essere competitivi nel rettilineo di 1,5 km, credo, il primo rettilineo, comunque qualcosa del genere. Credo di essere alla pari dei nostri compagni che abbiamo appunto di fronte, Perez, Raikkonen, quindi ragazzi l'unica cosa che possiamo fare è quella di gettarci adesso nella fossa dei serpenti e vedere un pochettino che cosa possiamo fare. Vediamo un pochettino. Ed eccoci ragazzi all'interno della nostra nona posizione di partenza, ci troviamo dietro Raikkonen, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio dell'India, tutta forza, attenzione, le autovetture lasciano la loro posizione di partenza, un po' di distacco, attenzione Perez alla nostra destra utilizza un po' di KERS in partenza, le due Ferrari davanti a noi proprio all'entrata della prima curva, si cerca appunto una soglia, una sorta di sbocco tra le autovetture che tentano appunto di contendersi le prime posizioni. Proviamo all'interno, attenzione con Sebastian Vettel alla nostra sinistra e la Williams riesce a ottenere la prima posizione e attenzione una Mercedes proprio al di là del muretto, al di là dell'erba sintetica, probabilmente c'è stato un incidente, attenzione, e si parte a tutta forza con Lewis Hamilton, Vettel nelle posizioni precedenti, attenzione nella prima curva, attenzione tagliamo il punto di corda, ottimo lavoro, attenzione il settimo posto come obiettivo principale, ottimo, ma la lotta è tra i due rivali, coloro che si contendono la scuderia di Niki Lauda, ovvero Lewis Hamilton ed Edward Van Elgen, mamma mia, e ancora continuano, attenzione nelle curve del secondo settore molto intrigante, perfetto, attenzione, vedete un po' le sospensioni elevate come ci servono e l'inglese contro l'olandese, mamma mia, attenzione, si gioca un po' con l'acceleratore a tavoletta proprio davanti all'ultimo punto di corda presso la fine del secondo settore, ancora, mamma mia, la lotta tra i due, Lewis Hamilton è a, attenzione, 2 secondi e qualcosa, ma 2 decesimi di secondo e qualcosa, ma si avvicina, attenzione, ancora si gioca con l'acceleratore, Lewis Hamilton negli specchietti, prima posizione della Williams molto particolare, la Williams quest'oggi detiene una trazione micidiale proprio per la sua grande, come dire, per i grandi valori impostati per quanto riguarda la barra antirollio e si parte in avanti, Felipe Massa e Fernando Alonso, le due Ferrari proprio alle nostre spalle, si cerca di avanzare per aumentare il distacco sul nostro serpentone automobilistico. Intanto si cerca di evitare di andare fuori pista e ancora tutta forza con il KERS pronto, Lewis Hamilton ancora secondo posto, mamma mia, è partito dalla prima posizione, è riuscito un po' a farsi fregare dalle due Red Bull e appunto è riuscito a perdere qualcosa, ma davvero grande partenza dal nono posto della Williams. Ancora si va avanti con le gomme morbide, adesso vi farò dare un'occhiata al prospetto indicativo per quanto riguarda temperatura e condizioni strutturali delle gomme, ancora 2 giri in più col carburante. Allora, il nostro ingegnere niente, perfetto, e ancora si va ragazzi oggi in India. Se qui ragazzi da me si muore di caldo non vorrei pensare in India con 26 gradi e i piloti tutti imbacuccati all'interno delle loro autovetture. Attenzione, ancora si procede, il nostro rivale azzurro nella mappa, ancora nella bella curva qui ad S che va ad evolversi sull'esterno cambiando ovviamente come dire altitudine, ancora si procede con un po' di KERS. Questo circuito ragazzi è un circuito molto complicato, non sono molto bravo in questo circuito, ho provato tantissime volte ma ci sono delle curve molto insidiose e ancora si va in avanti, miglior tempo ancora da migliorare, perfetto, attenzione la sosta è al settimo giro e ancora Van Elgen va tagliando
tagliando nuovamente l'altro punto di corda e procedendo. Il DRS potrà essere attivo tra qualche secondo ed eccolo, e Lewis Hamilton potrà realizzare il suo grande punteggio, ma probabilmente è ancora indietro e ancora si va in avanti. Mamma mia, questa Williams ancora procede grazie alle sospensioni levate, non perde aderenza e non sgomma. Vettel, miglior giro, grande Red Bull, attenzione, ancora si va davanti al grande rettilineo, ancora si procede a tutta manetta. Questo è un circuito anche molto interessante per gli spettatori, sono messi in delle posizioni strategiche davvero interessanti ed ecco Lewis Hamilton che parte all'attacco contro Van Helgen, e attenzione, molto vicino, attaccato alle chiappe e ancora procede con la sua Mercedes. Attenzione all'interno, ma questa volta è riuscita a prevalere Van Helgen all'esterno. Si nota appunto un piccolo gruppetto di piloti, come dire l'elite, i migliori in assoluto, gli uomini della Top Gun, mamma mia, che sono riusciti a distaccarsi dal serpentone principale. Intanto ancora si va giocando con il nostro acceleratore a tavoletta, prendendo la curva nella maniera migliore. Attenzione ancora questo dannato curvone ad S, ancora si va tagliando purtroppo una parte del cordolo, si perde tantissimo nel secondo settore, forse la prima posizione non è meritata per questi primi giri nel secondo settore, ma attenzione, ancora si va con grande tenacia e grande abilità. Attenzione ancora, Alonso riesce a superare il compagno di squadra Felipe Massa, il quale sicuramente avrà avuto qualche problemino, ma il nostro ingegnere niente, ancora perfetto, ancora in avanti, si finisce il quarto giro appena adesso. Dovrebbe effettuare una sosta fra pochi giri. Certo amico mio, abbiamo impostato appunto la nostra sessione principale dei box al settimo giro, quindi ancora sta andando tutto bene. Si nota un po' come l'integrità strutturale della nostra gomma anteriore sinistra va pian piano a cedere, a perdere qualcosa. Intanto ancora si procede con un bel po' di accelerazione grazie al nostro KERS, eccolo qua al massimo, perfetto, lo utilizzo in questa prima fase per riuscire ad aumentare il distacco sul grande Lewis Hamilton che procede, ed ecco che si avvicinano, si fanno sempre più grandi negli specchietti, ma non basta. Ed eccoci arrivati nuovamente all'ultima curva prima del resoconto sul primo settore. Vediamo com'è andata. Attenzione, ed eccoci, vediamo, curiosissimo, e 3 decimi in meno al giro precedente. Ancora, maledizione, stavo guardando ancora i numeri. Ora si procede provando a ottenere vantaggio da queste ottime curve. Mamma mia ragazzi, questo il secondo settore è proprio il settore infernale, dove mi trovo abbastanza male perché queste curve sono davvero impossibili. Ancora attenzione, si va a procedere, attenzione a non sgasare troppo con l'acceleratore. Vediamo un po', attenzione, che succede? Gomma anteriore sinistra messa davvero malissimo, perché maledizione? Attenzione, io sono solo cioè non sto facendo grandi frenate, neanche grandi accelerate. Attenzione, le gomme stanno cominciando a perdere qualcosa, però ho fatto solo un giro nelle qualifiche, dovevo sicuramente resistere molto di più. Pericolo in casa Williams, bisogna decidere velocemente e velocemente con intelligenza. Ancora si va tentando di distaccare il nucleo principale di queste autovetture. Eccolo che parte Lewis Hamilton, la gomma anteriore sinistra mi preoccupa ragazzi. Attenzione, vediamo un pochettino, mamma mia, non credo che riuscirà a resistere fino al settimo giro, dovrò fermarmi al sesto giro ragazzi. Cambiamento di programma. Attenzione, mamma mia, perfetto. Ancora in avanti, meno male. Allora, sicuramente ragazzi si è usurata molto la gomma anteriore sinistra, però attenzione, si attiva un attimo il KERS perché il DRS di Hamilton è attivo e sarà qui che potrà completare il suo sorpasso. Eccolo Lewis Hamilton, mamma mia, riesce a sorpassare la Williams. Non devo fare un... No, non volevo chiuderlo ragazzi, sono andato un pochettino troppo fuori, però gli avevo dato lo spazio per passare, per evitare di beccarmi una penalità, però niente, non è riuscito a passare. Strano, non è stato molto rapido a giocare d'azzardo. Va bene, proviamo a passare da questa parte. Mamma mia, attenzione, purtroppo la gomma anteriore sinistra è molto usurata ragazzi, cerchiamo di stare attenti. Ok, ancora si va in avanti cercando di procedere su queste montagne russe indiane. Allora mi fermerò ragazzi al sesto giro, al termine del sesto giro, poiché la gomma anteriore sinistra non reggerà. Avete visto con le impostazioni delle nostre sospensioni intermedie per quanto riguarda l'anteriore e il posteriore, ma soprattutto il posteriore, le gomme posteriori non si stanno usurando molto rapidamente, questo sicuramente è un bene. Ancora si va in avanti, Fernando Alonso, ottimo sorpasso sul grande inglese, ed ecco abbiamo finalmente lo spagnolo
spagnolo. Pensiamo che la vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. E Fernando Alonso appunto cerca di dare del suo meglio anche in questa gara. Questo è stato un anno fantastico per Fernando Alonso, credo che sia riuscito a ottenere quasi la vittoria in ogni gara se non sbaglio, però davvero è stato molto prestazionale. Ancora si perde molto perché la gomma anteriore sinistra non regge più e Fernando Alonso è molto vicino alla nostra posizione, sicuramente entrerà il sorpasso, lo voglio condurre all'interno ma non riesce. Attenzione, Fernando Alonso tenta di superare la Williams, gomma contro gomma, attenzione, anche Lewis Hamilton tenta il sorpassone ma la Williams in frenata riesce I forse. pneumatici sono molto usurati, cerca di gestirli oppure rientra ai box. Sì, amico mio, me ne sono accorto, ma soprattutto l'anteriore sinistro è sicuramente al 25% di integrità, quindi attenzione. Mamma mia, ancora si continua. Rientreremo ai box adesso, ragazzi, cambieremo le... No, non mi ricordo dove sono i box, maledizione, non sono mai entrato ai box in India. Mamma mia, ho sempre utilizzato il tasto di box automatico, vediamo di trovarlo, maledizione. Vediamo di trovare adesso l'entrata immediata per i box. Non vorrei finire, ragazzi, in qualche paratia esterna dei tifosi, magari fare una visitina a quelli che si stanno guardando il match, quindi dire la gara, e ancora si va in avanti. Forse ho capito però dove sono i box, attenzione che è pericoloso. Perfetto, deve essere dopo quello stabilimento. Sì, infatti, gomma anteriore e gomma posteriore. Oddio, ragazzi, dove sono i box? Mamma mia, attenzione, forse sono da questa parte. Mamma mia. Ce l'ho fatta, meno male, non mi ricordavo dove fossero. Mi devo ricordare di entrare ogni tanto ai box per riuscire un po' a giostrare meglio la situazione. Vabbè, ho perso un secondo, non è che ho perso tantissimo. Gomme immediatamente nuove per la nuova prestazione della Williams che esce a tutta forza. Allora, dobbiamo, ragazzi, in questo giro recuperare tantissimo. Adesso mi concentrerò, farò un po' di silenzio in modo tale da farvi riposare anche un po' le orecchie e procederemo con il carburante al massimo. Tutto un giro a tutta birra. Cerca di preservare i pneumatici. Allora, nonostante la tua vettura sia più lenta a causa delle gomme, il pilota che ti precede non ha guadagnato terreno nei tuoi confronti. Ottimo lavoro, siamo molto contenti. grazie amico mio. Allora ragazzi, concentriamoci nel secondo settore. Con queste gomme purtroppo per quanto riguarda il box ho perso qualcosa, ma vediamo di recuperare. Il vantaggio sulla vettura dietro di te è di 4 secondi, ripeto 4 secondi. E tutti ai box, compreso Hamilton già è uscito, attenzione. E si va in avanti, attenzione, vetture pronte a uscire, vediamo quello che possiamo fare, attenzione, tutti che stanno per uscire, mamma mia la Ferrari. Eccola la Ferrari di Fernando Alonso, mamma mia, vediamo se possiamo fare qualcosa. Attenzione, si parte in avanti e lui, Fernando Alonso, mamma mia. Attenzione, appena uscito, mamma mia, andiamo, forse no, non si può attivare il DRS, troppo lontani, mamma mia, però come va con il carburante? Siamo troppo lontani. Allora, io direi di impostare un attimino il carburante normale, adesso vediamo come si sistema il serpentone, vediamo di metterci appunto dietro Fernando Alonso e aspettare la mossa giusta. Allora, dobbiamo recuperare qualcosa sullo spagnolo, anche se sarà molto difficile. Allora, perché sicuramente questa è una gara difensiva, non posso permettermi di guadagnare tante posizioni. Allora, vediamo, attenzione, si va in avanti, vediamo come si affronta questo secondo settore maledetto. Avanti, bene, questa volta, attenzione qui, vediamo come andiamo. Attenzione, bene stavolta, perfetto. Attenzione, altra curva davanti a noi da affrontare immediatamente. Perfetto, Alonso si allontana, vedete, molto più veloce di me, forse sono molto lento. Attenzione, ancora si va in avanti, vediamo dove è finito Lewis Hamilton. Forza, mamma mia, ora si continua. Avevo visto delle bandiere gialle, chissà perché. Vediamo com'è finita. Attenzione, si va ancora in avanti. Dietro abbiamo Sebastian Vettel ed ecco lui, no,
no, sta uscendo Lewis Hamilton. No, siamo finiti ragazzi, siamo finiti, maledizione. Via, presto. Eccolo che sta uscendo Hamilton, ragazzi, eccolo là, è il puntino azzurro. Procediamo, veloce, mamma mia, eccolo Hamilton, chi c'è qua davanti? Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, siamo passati davanti a qualcuno, mamma mia, davanti a Mark Webber. Wow, che grande azione. Attenzione ragazzi, ho un dito che non me lo sento più, avrò l'articolazione bloccata. Attenzione, perfetto, normale, grande azione, secondo posto, Mark Webber, eccolo che arriva, posizione difensiva in questi giri, arriva Mark Webber dietro di noi, si avvicina tantissimo, ma non è riuscito a ottenere granché. Allora, vediamo di fare un po' un resoconto di questa ultima sessione di cambio gomme, vediamo un pochettino. Allora, siamo riusciti a ottenere grande vantaggio adesso, anche se il nostro Fernando Alonso andrà via non sarà un problema, proprio perché dobbiamo riuscire a mantenere questa posizione. Perfetto, avanziamo al galoppo, perfetto. Il nostro Webber con la sua autovettura cerca di ottenere vantaggio sulla nostra posizione, ma nonostante tutto stiamo giocando alla grande quest'oggi. Perfetto, vediamo di procedere, adesso vediamo di tagliare anche questo punto di corda, mamma mia, vediamo di procedere, attenzione, questa volta ho perso tantissimo ragazzi, questo giro davvero pessimo per la Williams, ancora si procede, 10° giro su 15, le gomme hanno ottime prospettive per rimanere vive per questi prossimi 5 giri, circa questi prossimi 6 minuti, quindi alla grande, ancora si va ragazzi con il nostro grande Mark Webber dietro di noi, vediamo un po' come va Lewis Hamilton, 4° posto, la Williams percorre queste ultime curve infernali prima dell'arrivo al grande rettilineo principale. Alonso davvero mostruoso con questa Ferrari, attenzione, avete visto ragazzi il duetto delle Williams in Austria? Mamma mia, attenzione, ancora si procede al massimo delle possibilità, la Williams percorre il grande rettilineo di 1,5 km e probabilmente sarà qua, no, niente. Mark Webber è molto lontano, probabilmente se farà qualcosa la farà alla fine, ma non ci darà nessun problema. Attenzione, si ferma immediatamente l'andatura della Williams ai piedi di questa splendida curva a gomito, ancora un po' di KERS per dare un pochettino di una sgasatina al nostro grande motorone. Attenzione, perfetto, ok, mamma mia, si continua a procedere verso la sezione numero 2 del nostro circuito, questa volta si affronta in maniera decisa il secondo settore senza particolari problemi, ancora si va a fare la barba alla nostra curva S, eccola qui, mamma mia, vediamo se riusciamo ad affrontarla alla grande, grandioso, ma ancora il problema Hamilton non è finito, perché la mia preoccupazione è quella delle gomme, della loro integrità, forse non riusciranno a resistere, per esempio la gomma anteriore sinistra ragazzi, la gomma un pochettino più sollecitata e ancora si va, Mark Webber 3° posto, ancora la Williams avanti, grande frenata, vediamo quello che riesce a fare, ancora 1 contro 1, eccoli qua, Mark Webber, vediamo, ma in questa sezione si può attuare. I tempi sono buoni, stai tenendo un ottimo passo gara. È un ottimo passo gara amico mio, però non mi ricordo, qua mi sembra che si può utilizzare il DRS, ma perché non si avvicinano? Probabilmente è una sezione troppo piccola, però va bene, attendiamo, intanto Alonso non è neanche tanto lontano, quindi sono soddisfatto della grande gara che stiamo facendo, ok? Attenzione, si sfrutta un pochettino il KERS e l'accelerazione, quindi grande prestazione. Allora, attenzione, ancora Mark Webber avanza con il DRS attivo e sarà qua che potrà darci fastidio. Attenzione, ancora arriva il grande negli specchietti, arriva, attenzione Mark Webber ragazzi, eccolo che tenta il sorpasso, mamma mia, niente, costretto nuovamente a rientrare in scia, la grande azione, credo che ci sia anche Vettel là dietro, abbiamo recuperato anche per quanto riguarda lo scorso giro, adesso si va dolcemente ad accarezzare i punti di corda di queste curve, olè, eccoli, perfetto, senza far arrabbiare i cordoli, altrimenti... dietro di te hai il motore impostato sulla potenza standard. Ok. Sicuramente il nostro Mark Webber non vuole tentare un sorpasso, magari aspettare il momento giusto per darci come dire, una bella trambata e buttarci via, quindi attenzione, ok? Attenzione, 1/10 di secondo recuperato, ma intanto si va alla grande con 100 gradi ragazzi che ci sono nella mia stanza, il joystick è inzuppato di acqua e di sudore, sicuramente qualcuno si ferma ai box, non ho capito per qual motivo, ma adesso andremo a controllare. Ancora si continua, perfetto, chissà chi è, attenzione, può darsi che
sia Fernando Alonso? Vediamo un po', avevo visto qualcuno appunto ai box, o forse no, vediamo. Molto bene, stai guadagnando tantissimo terreno sulla vettura che ti segue. Perfetto. Oh, maledizione mia, no, che cosa è successo? Mi hanno spinto. Ehi, ma chi è stato? Maledetto Mark Webber, che è stata questa spinta? Avete visto? Ho perso completamente il controllo della macchina. Meno male che abbiamo i freni in ceramica e in carbonio e che sono eterni, ragazzi. Chi si è visto il film Italians ne sa qualcosa. Comunque, mamma mia, che della gran spinta che mi ha dato Mark Webber, o forse Vettel. Mi hanno fatto finire al di là del muretto, ma ancora continua Vettel con la sua grande Red Bull all'interno. Niente, costretto a rientrare in scia. Vediamo un po', ancora si continua con il duetto, anche il tridente d'attacco quest'oggi. Hamilton ormai, nonostante la pole ottenuta nelle qualifiche, è andato a farsi benedire. Ragazzi, immaginate se fossi riuscito a partire secondo, terzo, davvero eravamo lontanissimi da questa posizione. Attenzione, ancora si va con Vettel che ci annusa il posteriore, il Toro Rosso che sbuffa, eccolo qui, proprio dietro di noi, il grande Red Bull. Attenzione, stavolta malissimo, siamo andati davvero abbiamo affrontato la curva in maniera pessima purtroppo. Vabbè, ogni tanto capita perché non è che sono alla perfezione in questo circuito, però cerchiamo adesso di recuperare. Attenzione, si va a toccare questa zona e ormai Alonso è andato via, però meno male, Fernando Alonso deve vincere la gara per evitare problemi nella classifica. Attenzione, ancora si va in avanti, perfetto, a tutta forza, mamma mia, è molto lontani questa volta anche da Vettel. Possiamo dire che siamo riusciti a giostrare nella maniera migliore, in maniera egregia la nostra prestazione. Attenzione, vediamo se possiamo avanzare. Settimo, intanto posto come obiettivo di scuderia, ok, era davvero tanto ragazzi che non giocavo a Formula 1, però mi sono ripreso abbastanza bene. Allora, la gomma anteriore sinistra è sempre più usurata, ma la mia preoccupazione sono le gomme posteriori. Attenzione, Vettel sarà qua che potrà tentare il sorpasso, lo costringo all'interno ragazzi, vediamo all'esterno, vediamo un pochettino se ci passa, ecco quello che passa, Sebastian Vettel, devo essere bravo adesso io, attenzione, infrenata, è qua ragazzi che io consumo le gomme, qui ragazzi davvero le gomme risentono di una... Stai andando alla grande, ci aspettavamo di essere 5 posizioni più indietro. Sì amico mio, però per via di queste grandi difese con i cannoni e con i bazooka consumo tantissimo le gomme, perché in queste frenate ragazzi davvero da 300 km/h a 100 km/h, 80 km/h in 2 secondi, sapete della gran forza che ci vuole nei nostri freni e del gran attrito che si crea con l'asfalto per quanto riguarda le nostre gomme, quindi sicuramente un'usura per quanto riguarda i pneumatici anteriori, mai vista, sicuramente uscirà il fumo ogni volta che andrò a frenare in quella maniera, quindi attenzione. Perfetto, meno male che le nostre gomme posteriori tengono, 2 giri alla fine, sudore ragazzi anche sulle gomme, meno male, almeno le raffreddiamo un pochettino e ancora si gira in avanti, gomme posteriori riescono a tenere bene la strada, fantastico, e ancora si va, ancora Vettel dietro di noi, cerchiamo di tenerlo a bada per questa prima fase e ancora si va, si cerca di ottenere vantaggio. Perfetto, ancora si va in avanti, Van Elgen quest'oggi anche con la Williams nonostante tutto riesce a fare un'ottima gara, un'ottima prestazione. Vediamo un po', purtroppo l'asse dello sterzo è andato a toccare la sezione opposta, ha formato un angolo un pochettino strano e quindi abbiamo risentito un piccolo colpetto nella nostra sezione della monoposto anteriore, ma Vettel è molto veloce e sta passando e passa con la sua grande Red Bull. Attenzione, vediamo un po', mamma mia, ragazzi, avete visto gomma posteriore destra, che è successo? Oh mamma mia, ho visto la gomma posteriore destra, secondo posto, prova a puntare alla vittoria. Sì, punta alla vittoria amico mio, neanche se avessimo uno Space Shuttle riusciremmo ad arrivare da quella parte, mamma mia. Attenzione, neanche con uno Space Shuttle riusciamo a prendere Fernando Alonso, dobbiamo sperare magari in una gomma bucata o qualcosa del genere. Però per adesso stiamo reggendo abbastanza bene, però abbiamo un Toro Rosso dietro, maledizione, un bel Sebastian Vettel che ci annusa il posteriore, continua a sbuffare, probabilmente ci vedrà completamente davanti e sicuramente tenterà un attacco nei prossimi spiragli che riuscirà a notare, ma sicuramente siamo arrivati all'ultimo giro, dobbiamo resistere ragazzi. Adesso imposterò il carburante al massimo ed eccolo qua che Vettel potrà tentare il sorpasso. Attenzione, Webber, mamma mia, avevo letto male, perfetto, arriviamo, vediamo se possiamo tentare ad allontanarci un po', vediamo un pochettino, andiamo, Michele Levata. Aumentare la distanza dalla vettura che ti segue, è a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Potrebbe usarlo e lo userà immediatamente se riusciamo a resistere in questa sezione ragazzi. Infatti cercherò di sgasare un pochettino anche qui con un po' di KERS. Attenzione. Male stavolta, attenzione.
Vai, parti, attenzione, anche Webber non è andato bene, ha toccato il cordolo e si parte a tutta manetta, lontanissimo Mark Webber. Ah no, si sta avvicinando, attenzione ragazzi, si fa sempre più grande negli specchietti. Arriva, un po' di scintille, attenzione, Mark Webber ancora è molto lontano, si avvicina per tentare il sorpasso, niente, costretto a rientrare. Mamma mia, attenzione, si tenta l'attacco, attenzione, un pochettino di miscela normale per rinfrescare anche il nostro pneumatico anteriore sinistro che sta soffrendo, è completamente incandescente. Ora si va in avanti, si taglia il punto di corda e si accarezza quest'altra quarta curva del settore. Intanto si procede con il carburante che ormai è terminato, con l'ultima goccia di sudore, con l'ultima goccia di benzina all'interno del nostro serbatoio e con l'ultima goccia, ragazzi, di passione per la nostra grande gara. Si passa sotto il muretto dell'Allianz, perfetto, oddio, ancora si procede con Mark Webber e Fernando Alonso vince, ancora Mark Webber vuole tentare qualcosa nell'ultima curva, è molto vicino, è a circa 2 decimi, ma la cosa importante è che Hamilton attenzione, guardate dov'è, attenzione Mark Webber, attenzione, vediamo se non ci spinge all'interno di questa curva, perfetto, si perde un po' di aderenza ed ecco che qua sicuramente potremo affermare la nostra seconda posizione, secondo piazzamento, grande medaglia d'argento, coppa d'argento più che altro. Il rivale Lewis Hamilton è arrivato all'8° posto con una gara più che pessima per quanto riguarda la sua prestazione. Gara fantastica, hai conquistato 18 punti. 18 punti, Fernando Alonso 25, ma i nostri 18 punti ci fanno prendere una bella boccata d'aria per le prossime sessioni, per le prossime tre gare, ragazzi, che saranno molto intense. Mark Webber terza posizione, nonostante le sue prestazioni non è riuscito a ottenere la seconda posizione, ma anche Kimi Raikkonen, attenzione Vettel, nonostante la seconda posizione apparente, la terza posizione apparente, scusate, arriva al 7° posto con 8 punti in tasca. Maldonado ultimo, vediamo un pochettino Kilton, ritiri non ce ne sono stati, ma proseguiamo. Sei ancora al 2° posto nella classifica piloti. E si nota come Fernando Alonso arriva molto vicino alla Williams, precisamente a 2 punti, però anche il nostro Vettel è molto vicino, ci siamo avvicinati tantissimo, quindi finiremo, ragazzi, il campionato credo o primi o secondi o terzi, comunque si accettano scommesse, mi raccomando, si dà il primo posto a 3,30, il secondo posto a 2,80 e il terzo posto a 1,50, quindi mi raccomando ragazzi, sulla pagina Facebook potete scommettere su chi volete e vedremo un pochettino come andrà a finire. Comunque penso che terminerò il campionato intorno al 2° posto, magari poi se riusciamo a vincere tutte e 3 le gare che abbiamo davanti o ottenere secondi posti come abbiamo appena fatto, riusciremo anche a ottenere qualcosa di più, però tutto dipende anche dai nostri altri piloti in gara. Allora proseguiamo. Vediamo se arriva anche qualche altra offerta. Intanto il nostro grande Van Helgen in India, stranamente, credevo di finire ultimo in questa gara, riesce a ottenere una grande prestazione, davvero prestazione micidiale e mirabile per quanto riguarda le ultime gare, che non eravamo andati molto bene, eravamo sempre arrivati a punti ed ecco abbraccia anche Fernando Alonso, pilota della Ferrari, che quest'oggi davvero, come Niki Lauda ai suoi tempi, è riuscito a dare grandi emozioni al suo pubblico, distaccando il serpentone davvero parecchio. Alcune fonti sostengono che Van Helgen lascerà la Williams, però a quanto pare più di una scuderia ha reso noto il suo interesse per questo grande pilota che ha ottenuto il podio, e i rappresentanti della Williams hanno dichiarato che il podio è stato conquistato e dopo una gara davvero emozionante e uno dei risultati migliori mai ottenuto, sicuramente a giudicare dai festeggiamenti durante la premiazione siamo certi che lo stesso valga per Edward. Infatti è riuscito a ottenere grandi prestazioni e grandi risultati e si va al 9° livello, all'8° livello e mezzo. 2 offerte, mamma mia, attenzione ragazzi, si spizzica come quando si gioca a poker che si spizzicano le carte. Attenzione, Force India e rinnovo contratto. Allora, mi raccomando, le vostre opinioni su queste 2 offerte. Anna Forlan ci dice che è arrivata un'offerta narrante l'offerta di contratto della Force India. Magari una vostra opinione sarebbe importantissima in questo caso, ma anche l'offerta di rinnovo del contratto. Sicuramente ragazzi, se riuscissimo a vincere, a superare Lewis Hamilton in campionato a livello di punti, avremo la sua posizione sotto il comando di Niki Lauda. La prossima gara comunque è la gara Abu Dhabi, Yas Marina, mamma mia, circuito complicatissimo, però vedremo di metterci anche il massimo delle nostre possibilità. Intanto il 6° podio della stagione, quindi davvero ottimo lavoro, e ragazzi ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao a tutti.